Terza giornata qua a Rovigo, Sì. Bar Pedavena. Bar Pedavena, Qua siamo mitico Bar sulla Pedavena. bellissima piazza Vittorio Emanuele, no? Piazza Vittorio Emanuele, sì. Vittorio Emanuele, e alle nostre spalle c'è Piazza Garibaldi. Sapete una cosa di Piazza Garibaldi? La grande statua equestre che domina Piazza Garibaldi doveva essere allocata nella capitale. Ah sì, Sì, e perché non è stata allocata è nella venuta fuori capitale? male. No, no, è venuto fuori benissimo. No, chiedo. È una meravigliosa Eh. statua equestre. Solo che l'artista era leggermente repubblicano, antimonarchico, e ha disegnato e quindi poi realizzato le staffe del cavallo, mettendoci al posto delle staffe delle corone. Quindi Garibaldi ha gli stivali sulla corona. Dopo le vado a fotografare. Quando l'hanno visto, ovviamente no, questa qua, e non ce l'hanno data. Quindi abbiamo una statua di rango, come bellezza e imponenza anche, di rango nazionale nella piccola Rovigo. Se voi andate a Nizza, vedete dove è nato il re, insomma, dove è nato anche Garibaldi, vedete una statua equestre molto ma molto più modesta di questa. Quindi noi abbiamo una Vabbè, dopo, dopo vado a fotografare lo zoccolo del cavallo. Fidati, amico mio. Sì, 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 ma comunque l'ho fatto. Non lo zoccolo del cavallo, le cose, le staffe di Garibaldi, ho capito lo zoccolo. Allora, terza giornata, perché non parlarne? Pochi giorni fa è successo che il Papa, nella sua visita nei fedeli, camminando nella passerella, tra l'altro sottolineo che questo Papa non ha la Papa Mobile, quindi è in mezzo alla gente, quindi con tutti i rischi che comporta, una signora di origini asiatiche, l'hanno sottolineato, gli prende la mano per baciargliela e lo strattone lo sta facendo cadere il Papa, il Papa si gira, gli dà una pappetta, gli dà una piccola cosa, gli dà 3-4 vabbè, e poi è molto alterato. Diciamo che il Papa gli è venuto un colpo del nervoso. Ecco, io ho scritto dalla parte il Papa uno di noi. Certo. A me è piaciuto, certo. Ho anche scritto ha fatto bene. La cosa straordinaria di Papa Francesco è che ha chiesto scusa. Questo è stato un grande. Dicendo, chiedo scusa, sono un uomo. Questa è una cosa. Esempio. Ha dato un cattivo esempio. Però questo fa parte della politica in questo momento, nel senso che il mondo si è diviso in ha fatto bene e ha fatto male. Beh, come tutte le cose. No, però adesso secondo me c'è, e lo chiedo a. Però c'è una colpa di qualcuno. Dopo magari la. Vabbè, però al di là dell'episodio del Papa, questa divisione dell'Italia, virgola, questa divisione dei comuni, virgola, questa divisione delle province, e lo vediamo, io lo vedo nel mio comune per esempio, Taglio di Po, c'è proprio due schieramenti, Rovigo stessa cosa. È una logica binaria che alle volte è espressione di una realtà vera, ma questo può accadere in un comune di 5.000 abitanti. Il mondo è molto più complesso, però per i media funziona amico-nemico, guelfo ghibellino, sovranista antisovranista, papa e antipapa. E quindi Francesco fa quello che evidentemente, per esempio, la sinistra non fa. Tu dici no, niente Papa Mobile in mezzo alla gente, alle volte anche con la propria umanità, questa è una cosa bella. Io non sono credente, però mi scopro a fare il tifo incredibilmente per questo pontefice, insomma, per il messaggio che dà, ma anche per l'umanità che ci mette nelle Ma quindi cose. copre un buco? Ne copre tanti, nel senso che dà dei messaggi che alle volte la politica, per convenienza tutta, non faccio distinzione in questo caso, non riesce, non vuole dare, perché preferisce lisciare il pelo, diciamo, a presunti elettorati e mondi che vuole in qualche modo convincere o persuadere. Però è forte Diego, ha detto che non crede in Dio ma crede nel Papa. Il Papa è il rappresentante di Dio in terra, insomma c'è un inizio di dubbio nella. Però tu. Sì, ma io sono, come dice, alla ricerca. Nel senso non direi mai di essere un. No, alla ricerca. Mi interessa molto, sono stato un cattolico, ma allora, non sono un visto ipocrita. che lui ha detto non credo in Dio, credo nel Papa. La Chiesa crede nel Papa, in questo Papa? Beh, l'organizzazione ecclesiastica degli uomini, una parte sì, una parte no. Ma è come la percentuale? Non sono così. No, ci sembra, non puoi sbilanciare. Non sono così addentro, assolutamente. Tu sai che non ho paura di esprimere. Ma perché non piace a una parte del. Perché ha
una parte non piace e a una parte piace. Guarda che prima Diego ha detto una cosa molto interessante. Noi siamo un paese spesso che ama fare il tifo A, B, quindi ma ai tempi di Dante c'erano i Guelfi e i Ghibellini, poi i Ghibellini sono stati sconfitti, sono rimasti i Guelfi, e uno dice beh, abbiamo vinto, sono i Guelfi. No, i Guelfi bianchi e i neri si sono divisi, e poi sono divisi ancora e hanno cacciato fuori coso. Erano di sinistra? Erano fiorentini, quindi già quello erano di sinistra, molto animati. Siete voi che avete questa. E hanno poi cacciato fuori, e poi hanno cacciato il povero coso, il povero Dante, qua ha girato per tutto. Quindi è proprio insito. Ma il partito di Dante era un po' più di centro-sinistra, perché era quello un po' popolare contro i grandi nobili, quindi c'era un fondo di. Noi siamo un paese fatto così. Dici. Cioè, quando dice ma come mai in Italia? Come mai? Perché 30 generazioni di comportamentismo di questa natura, non è che bisogna, si convive senza essere eccessivi. Ed è un bene o un male? Cioè è un pregio o un difetto nostro? No, non è né un pregio né un difetto. Perché quando si dice in Italia con la Spagna perché se magna, è un nostro pregio o un nostro difetto per voi? Ma è una cosa mondiale oggi, c'è questa, prima si diceva Trump, contro Trump c'è, non so, la Ocasio-Cortez o qualche altro. È una logica che secondo me anche i media, i social media, che semplificano, perché quello è anche il loro mestiere, aiuta a raccogliere consenso, a veicolare messaggi non solo pubblicitari, non solo palesi, ma anche magari un po' più occulte. Però è una logica che ci sta, non è solo radicata in noi italiani, perché come giustamente si diceva, allora siamo fiorentini o siamo veneziani e quindi dobbiamo per forza dividerci tra papisti, antipapisti, eccetera. È una cosa, è anche come dire un segno dei tempi, ecco, perdonami l'espressione, un segno dei tempi che ci porta a semplificare e quindi a vedere anche grandi divisioni magari ideologiche laddove magari tutta questa divisione ideologica non esiste al fondo. Che poi nel comportamento e anche nel modo giornalistico di definire le cose, non avete notato questa cosa estremamente, mi permetto di dire, contraddittoria? Tutti ti domandano, mi raccomando, quando siete là fate il bene comune, quindi state insieme, soluzioni che vadano bene per tutti, soluzioni condivise. Soluzioni condivise vuol dire che maggioranza e opposizione si mettono d'accordo. Un secondo dopo gli stessi, l'inciuccio, vi siete messi d'accordo, ecco la cosa peggiore del mondo. Quindi, come è naturale delle cose, bisogna ragionare sull'oggetto di cui e su cui si discute. E quindi lì il Papa si è un po' arrabbiato perché la signora lo ha strattonato, ma ti ho detto c'è qualcuno che ha la colpa. La colpa, se colpa possiamo definire, una volta il Papa aveva una scorta molto più stretta che impediva, soprattutto dopo gli attentati, impediva l'eccesso di avvicinamento. Adesso hanno anche cambiato il capo della sicurezza, si vede perché il Papa non è una capo di Stato comune, quindi ti può capitare l'esaltato. Infatti questa signora, pensando di far bene, poverina, lo ha strattonato, il Papa si è sentito. Quindi discuteranno la scorta come. Detto questo, tanto ringraziamo Diego che ci ha fatto gentilissima ospite e ci ha fatto veramente piacere. E in ogni caso il Papa è uno di noi. Papa uno di noi, uno di noi, grande. Mi permette di fare una battuta, anche Diego è uno di noi. Anche ormai è Rodigino, Cioè, l'unico extra Rodigino sono io. Ma fra poco anche tu sarai. No, io resisto nel Basso Polesine, sai che qualcuno mi critica perché dico Basso Polesine. Vorrei dire Delta, forse potrebbe essere. Camillo Don Peppone sono a Bassa Padana, non l'Alta Padana, quindi Basso Polesine con orgoglio. Ma anche le parti basse allora, hanno loro. Ascolta, siccome tutti e tre lo siamo, Basso Polesine e Uberalles, possiamo dire.